Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Strage di Altavilla, parla la minore imputata, altri mi dicevano cosa fare, mia madre è bruciata sulla collina. E poi la giovane viene colta da malore mentre depone. Continua l'escalation di violenza a Palermo, a farne le spese anche l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, aggredito all'esterno di un bar di via Alloro. Mio padre tradito da un amico e poi lasciato solo le amare parole di Manfredi Borsellino alla vigilia dell'anniversario della strage di via D'Amelio. Il dopo, Matteo Messina Denaro a Trapani, la Commissione regionale antimafia fotografa una criminalità intraprendente ma silenziosa. Salvini in Sicilia per la festa degli amministratori della Lega, rilancia sul ponte di Messina, porterà sviluppo, dice, ma non commenta il ministro le inchieste all'Ars a Palermo e quelle al Comune di Milano. La pensilina che non c'è, la panchina fai da te, a Siracusa l'arte di ingegnarsi per soffrire meno, l'attesa dei pullman alle fermate assolate. Calcio, goleada del Palermo in Val d'Aosta per l'esordio stagionale dei rosanero, soddisfatto il tecnico Inzaghi che ha approvato il 4-3-2-1. Il Catania chiude per forte e lavora allo scambio Marsura-Mondonico con il Campobasso. Torniamo a parlare della strage di Altavilla Milice in provincia di Palermo. Parla la minore imputata, altri mi dicevano cosa fare, spiega. E poi aggiunge particolari drammatici alla vicenda. Mia madre bruciata sulla collina, colta da malore la giovane poi mentre depone. Desiree Ferlito. Non si è riusciti a capire se la ragazza ha avuto un ruolo attivo o marginale nella strage di Altavilla. È apparsa molto provata e confusa. Così l'avvocato Giovanni Barracato, difensore di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin durante un folle rito di purificazione dal male ad Altavilla Milice nel Palermitano. La giovane è a giudizio in un processo separato con l'imputazione di aver partecipato alla tortura e all'omicidio dei familiari. Eravamo tutti sulla collina quando abbiamo bruciato il corpo di mia mamma. Io dopo un po' sono scesa, ma non riuscivo a scappare, ero senza forze. È un passaggio della drammatica deposizione della ragazza. Nel corso dell'esame reso in aula, la giovane, all'epoca dei fatti minorenni, ha detto di aver fatto ciò che altri le dicevano di fare. Insieme a Barreca e alla figlia sono imputati dei 3 delitti Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia conosciuta dal muratore e dalla moglie durante gli incontri di preghiera. La ragazza ha parlato anche dei suoi fratelli, ha detto l'avvocato Barracato, e delle torture subite, anche se ha riferito che in certi momenti era stata bendata dalla coppia. Durante l'udienza l'imputata ha avuto un malore. Carandente e Barreca sono rimasti sempre in silenzio e non hanno mai guardato la giovane, mentre la Fina ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee, negando di aver partecipato agli omicidi. E a Palermo continua l'escalation di violenza, ne fa le spese anche un assessore comunale, Fabrizio Ferrandelli, aggredito in un bar di via Alloro. Manlio Viola. Non c'è pace per Palermo, un'ondata di violenza senza fine e senza ragione sembra avvolgere la città. L'ultimo in ordine di tempo a farne le spese è stato addirittura l'assessore all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, colpito alla schiena con uno sgabello di fronte ad un bar di via Alloro nel centro storico. L'assessore aveva poco prima partecipato allo sgombro di un antico palazzo comunale occupato da 13 anni e si stava recando a piedi alla chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi per un evento sul piano regolatore, quando si fermava per dare una mano al titolare di un baretto accerchiato da 5 o 6 persone per una contesa sul resto dato al pagamento di una consumazione. Tutto sarebbe nato da soldi caduti a terra e recuperati dal commerciante. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti e sarebbe esplosa la rissa nella quale sarebbe rimasto coinvolto anche l'assessore. Solidarietà e indignazione dal sindaco e dal presidente della regione. Portato in ospedale per accertamenti, in serata lui stesso posta sui social una rassicurazione: sto bene, è stato evitato il peggio. Ma la violenza in città è fuori controllo. La sera del festino in viale Michelangelo un trentenne è stato pestato da un gruppo di 5 persone ed è finito in ospedale con il setto nasale rotto per aver urtato lo specchietto di un'auto. La vittima si era fermata ed era stata affrontata prima da 2 occupanti del mezzo e poi da altri 3 amici arrivati con un'altra auto. Violenza di strada che esplode per futili motivi, ma per il ministro dell'Interno Piantedosi, che pure verrà nei prossimi giorni a Palermo, i dati sulla criminalità in città non sono tali da poter parlare di emergenza e mostrano, al contrario, una diminuzione.
Oggi è la vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, la denuncia di Manfredi Borsellino, il figlio del giudice Paolo Borsellino, ucciso con la sua scorta 33 anni fa. Mio padre tradito da un amico e poi lasciato solo. L'intervento durante l'inaugurazione del murale realizzato proprio nei pressi del luogo della strage. Marco Gullà. Ancora siamo alla ricerca di questo amico che l'ha tradito, ma indipendentemente dal nome o cognome che possa avere, uno o più amici che l'hanno tradito. Trattiene a stento le lacrime, l'emozione lo travolge, ma Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, a 2 giorni dal 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, non usa mezzi termini e punta il dito ancora contro chi ha tradito suo padre. Lo fa a margine dell'inaugurazione di un murale che raffigura il giudice Borsellino in alcune fasi della sua vita. È stato a me lasciato solo, mi permettete anche di dire, non già e non solo dalle istituzioni, ma è stato lasciato solo da quel mondo professionale, lavorativo, giudiziario che lo circondava. Il murale nasce proprio di fronte a Via D'Amelio. Questo murale rappresenta intanto un presidio importante in uno dei luoghi più tristemente conosciuti, una delle vie più tristemente conosciute e famigerate della storia italiana. Al centro il giudice bambino stringe tra le mani l'agenda rossa, metafora della verità da custodire e tramandare. Accanto a lui la figura dell'amico e collega Giovanni Falcone, la Fiat 126 imbottita di esplosivo e i corvi, simbolo della mafia, che si trasformano in gabbiani, segno di libertà e speranza. Io credo che già la mia emozione di canto tutto. E penso anche che l'espressione dei figli. A Trapani c'è una mafia intraprendente ma silenziosa che resiste anche dopo Matteo Messina Denaro. Questa è la fotografia venuta fuori dall'audizione in prefettura della Commissione regionale antimafia. Laura Spanò. Nel trapanese la mafia è in costante trasformazione, cambia pelle, si adatta, si insinua nei settori più produttivi, assume forme meno appariscenti e più insidiose. Il controllo del territorio non si esercita più solo con l'intimidazione esplicita, ma anche attraverso la capacità di infiltrarsi nell'economia legale e nelle dinamiche sociali più fragili. E questo è il quadro che è venuto fuori dalle audizioni della Commissione regionale antimafia tenutesi in prefettura a Trapani. Una mafia, quella trapanese, che resiste e persiste anche senza Matteo Messina Denaro. La mafia trapanese costituisce ancora, una riserva economica in settori anche particolarmente in movimento. Mi riferisco al turismo, anche alle attività di cosiddetta trasformazione agricola. Insomma, Cosa Nostra, anche se non spara, è molto attiva, e a prescindere anche dalla fine di Matteo Messina Denaro. Credo che, se c'è un dato che è emerso, che Cosa Nostra resiste e persiste anche dopo Matteo Messina Denaro. Un dato che deve far riflettere, anche come ha sottolineato il presidente della commissione Antonello Cracolici, è che la presenza mafiosa non è scomparsa, ma si è evoluta in forme più sofisticate che richiedono una risposta altrettanto articolata e integrata da parte dello Stato. Questa è una provincia dove negli ultimi 9 mesi si sono prodotte circa 70 interdittive a imprese, che in qualche modo è la spia, quell'elemento che ci dà un dato di allarme. Una mafia, quella trapanese, silente, così come l'aveva concepita Matteo Messina Denaro, che ai suoi solidali diceva: "Cascruscio non se ne deve fare, qua rumore non se ne deve fare". Una lite di vicinato, ha confessato Giuseppe Cordici, il 60enne milazzese accusato di aver ucciso l'84enne Salvatore Italiano, il cui corpo era stato trovato avvolto in sacchi di plastica neri in una via del quartiere Bastione a Milazzo nel Messinese. Durante l'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva ammesso di aver incontrato l'uomo, ma non si era dichiarato colpevole. Adesso Cordici ha chiesto di essere ascoltato un'altra volta e ha ammesso di aver ucciso il 10 luglio scorso il vicino di casa con 3 colpi di arma da fuoco.
A quanto pare nell'ottobre scorso la moglie di Cordici aveva ricevuto una lettera da Italiano per uno scolo di acqua. I due avevano ricevuto anche una comunicazione da parte del comune di Milazzo in cui si evinceva che Italiano aveva fatto una richiesta di accesso agli atti sulla concessione edilizia del fabbricato della donna, con l'obiettivo a quanto pare di costringerla alla realizzazione di una cunetta per lo scolo delle acque, minacciando altrimenti di denunciarla per delle irregolarità urbanistiche dell'immobile. Da ciò sarebbe nato il dissidio. E cambiamo pagina. Folla per gli stati generali della Lega a Catania con il ministro Salvini che rilancia le ambizioni politiche del Carroccio ma resta cauto sulle inchieste di Palermo e Milano. Il ponte sullo stretto, opportunità per la Sicilia, dice Luca Ciliberti. Strapieno di militanti e simpatizzanti il lido della Playa di Catania Teatro degli Stati Generali della Lega in Sicilia alla presenza di Matteo Salvini. E l'obiettivo della Lega è quello di diventare il primo partito in questa splendida terra. Il leader della Lega rilancia il ponte e le infrastrutture in Sicilia, quelle avviate e quelle che prenderanno il via grazie ai fondi stanziati dal suo ministero. Ci tengo tanto alla Sicilia, stiamo investendo decine di miliardi, abbiamo cantieri aperti in tutta la Sicilia, non solo sulle strade ma anche sottoterra e penso all'acqua. Per troppi anni i siciliani sono stati dimenticati. Del ponte si sente parlare da decenni, da secoli. Il nostro obiettivo è partire con i cantieri entro quest'anno, significa lavoro, sviluppo. Ma non commenta le inchieste che stanno coinvolgendo l'Ars in Sicilia. Non commento le inchieste a Palermo e non commento le inchieste a Milano perché tutti sono colpevoli fino a prova contraria e innocenti in questo momento. Una lunga giornata cominciata a Caltanissetta per l'inaugurazione del ponte San Giuliano sulla statale 640 per Agrigento, la cosiddetta strada degli scrittori. A Catania invece per il ministro dei trasporti e vice premier è stata una festa di amministratori del Carroccio in salsa sicula che si sono alternati sul palco. Gli assessori e i deputati regionali, i parlamentari nazionali, l'eurodeputato Raffaele Stancanelli e il segretario regionale Nino Germanà. In prima fila il presidente della regione Renato Schifani che prima è intervenuto sul palco e poi ha assistito in prima fila agli interventi. Presente anche il leader della DC, Totò Cuffaro. È stato necessario l'intervento dei Canadair e degli elicotteri per domare il grosso incendio a Randazzo in provincia di Catania. Nelle immagini l'intervento in contrada Mercurio in zona Parco dell'Etna. A sostegno dei 3 Canadair e dei 2 elicotteri anche diverse squadre di autobotti della Forestale di Randazzo, Giarre e Bronte. 40 ettari di vegetazione andati in fiamme, salvati invece fortunatamente diversi ettari di aree boschive. E a Messina l'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni ha incontrato i sindaci per illustrare la bozza della rete sanitaria, mentre rimane aperto il capitolo del centro cardiochirurgico pediatrico di Taormina. Francesco Triolo. Le parole dell'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni si scontrano con quelle dei sindaci della provincia di Messina. La rete sanitaria presentata questa mattina nel Salone degli Specchi della città metropolitana diventa il terreno di scontro per un piano distante dalle esigenze di un territorio vasto e difficile, con esigenze reali, diverse da quelle rappresentate nella bozza. Non convincono le parole dell'assessore Faraoni che parla di riduzione della popolazione, di necessaria quindi diminuzione dei posti letto. Non convincono i tagli, dove e come sono stati apportati, ad esempio tra Policlinico e Ospedale di Taormina. Non convincono le compensazioni che non tengono conto delle vie di comunicazione e delle posizioni degli ospedali. La Faraoni ricorda come nessun ospedale sia stato cancellato con la nuova rete sanitaria, ma riconosce come la migrazione ospedaliera sia ancora tanta e costi tanto alle casse della regione. Disegna una sanità con ospedali decentrati per l'assistenza sul territorio, ma si scontra con la realtà di medici che non si trovano e che faticano ad accettare incarichi in ospedali piccoli. Abbiamo ragionato con consapevolezza, la reazione naturalmente di alcuni sindaci è anche giustificata perché ognuno cerca di difendere il proprio territorio e d'altronde è quello che è accaduto anche nelle altre province. Abbiamo anche voluto trasferire il senso di un lavoro fatto con un certo impegno per poter garantire una rete che possa essere la più equa possibile rispetto ai bisogni della collettività e rispetto anche un diritto di accesso alle prestazioni sanitarie. Capitolo a parte la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, qui un attacco forte per la soluzione che sarebbe stata trovata attraverso la sinergia con l'ospedale Papardo, che non deve essere una deroga perché il CCPM di Taormina già preesisteva a quello di Palermo e doveva essere già presente nella rete sanitaria del 2019. Intanto si lavora ad una nuova proroga, almeno sino a dicembre.
A Catania ha rafforzato il piano di pulizia con idropulitrici sulle strade della città invase da spazzatura e sporcizia. L'amministrazione interviene in via Duca degli Abruzzi dopo la segnalazione di una nostra telespettatrice all'appuntamento settimanale con il sindaco trentino Giusy Lazzara. La segnalazione è arrivata puntuale e precisa durante l'appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Trantino. Una signora stanca di vedere sporcizia di tutti i generi, dalle cartacce agli escrementi di cani lasciati da incivili padroni sul marciapiede sotto i portici in via Duca degli Abruzzi, ha lanciato la denuncia. La risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere. All'alba una squadra ha attivato le idropulitrici. In queste immagini all'opera per ripulire non solo il marciapiede, ma anche la pensilina della fermata dell'autobus. Un lavoro che prosegue in altri quartieri della città. Soprattutto in mancanza di pioggia, quindi un lavaggio delle strade particolare con le lance e un detergente profumato per appunto ripulire e lavare marciapiedi e sede stradale. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere questa pulizia. Abbiamo incrementato con il sindaco questo tipo di interventi perché necessitava, visto il grande afflusso di turisti e soprattutto nelle aree e nelle strade più trafficate dove insistono molti esercizi commerciali. E resta sempre disponibile il numero 342 74 55 005. Continueremo così a dare voce alle vostre segnalazioni. Adesso c'è la pubblicità, poi torneremo e parleremo dell'ingegno dei siracusani nel riuscire a trovare soluzioni per lottare contro la calura nelle pensiline che non ci sono per l'attesa degli autobus, e poi anche di una mostra su Maria Maddalena. Sotto il sole cocente, soprattutto in questi giorni, ad aspettare il bus perché è in piedi, perché mancano le pensiline. Succede a Siracusa, ma qualcuno corre ai ripari fai da te. Vediamo come. Francesco Aloi. Una poltroncina ergonomica e la palina con il QR code. Eccola la fermata del bus ultramoderna. A Siracusa le pensiline sono ormai superate. Scherzi a parte, chi aspetta il bus deve farlo in fermate come questa, sotto la pioggia o sotto il sole, anche cocente. Questa poltroncina l'ho creata io per una persona anziana, perché alla mattina alle 7:15 si sedeva sul marciapiede a rischio di farsi tranciare le gambe. Periferia o centro, la musica non cambia. Il bus lo si aspetta allo stesso modo, all'impiedi. Non ci sono pensiline, non ci sono sedili dove potersi accomodare, non c'è niente. Questo è Siracusa e questo è il servizio che ci offre il nostro signor sindaco. La mancanza di pensiline è veramente tremenda, poi soprattutto qua in Sicilia con certe temperature sarebbe auspicabile la presenza delle panchine anche per le persone anziane. Eppure, da quando è arrivata SAIS, il servizio di trasporto pubblico funziona. Autobus puntuali, puliti, ma manca la comodità nell'attesa. Palazzo Vermexio punta ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici, ma così tutto diventa più complicato. Dobbiamo stare al solleone, come ad esempio io che sono cardiopatico, che non lo posso sopportare. Ma se le pensiline sono le principali assenti ingiustificate alle fermate, non va meglio al capolinea. E da qualche mese i bus urbani partono da qui, Corso Umberto, con i mezzi fermi tra il traffico. Agrigento rende omaggio a Maria Maddalena, figura simbolica tra fede e storia, con una mostra d'arte al Museo Diocesano. Opere di grandi maestri da Cecco da Caravaggio a Guercino. Davide Sardo. Una donna, un simbolo, un mistero. Maria Maddalena, protagonista assoluta della nuova mostra al Museo Diocesano di Agrigento, che apre le porte a un viaggio tra arte e spiritualità. Fino al 30 ottobre il Mudia ospita capolavori ispirati alla Santa, firmati da giganti della pittura come Cecco da Caravaggio e Guercino. Ed è proprio del maestro Emiliano la tela più preziosa dell'esposizione, in arrivo dai Musei Vaticani. La mostra, ideata per il Giubileo della Speranza e nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura 2025, vanta la collaborazione di importanti musei italiani, tra cui il Diocesano di Milano e il San Matteo di Pisa.
un'intera sezione dedicata anche ad opere siciliane provenienti da Sciacca, Cammarata, Racalbuto e Palermo. Ci sono dei messaggi che devono arrivare attraverso la figura di questa donna Maria Maddalena, che riassume in sé quello che è il senso forte della speranza, e l'abbiamo voluta declinare al femminile, perché la figura femminile è più forte di quella dell'uomo, anche se poi esprime tutta la sintesi dell'umanità. Un'occasione unica per riscoprire attraverso l'arte la figura di una donna intramontabile. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Esordio con goleada per il Palermo, che in Valle d'Aosta segna 9 gol contro la squadra locale dei dilettanti poker di Corona e Leduaron. Positivo il commento del tecnico Inzaghi, il 4-3-2-1 mi ha dato soddisfazione. Marco Gullà. 9 gol e tanti segnali positivi nella prima uscita del Palermo. Ieri a Châtillon rosanero che hanno vinto per 9-0 contro la rappresentativa Valle d'Aosta. Buona sgambata per i siciliani che fanno tutto nel secondo tempo dopo aver concluso la prima metà di gara sullo 0-0. Nella ripresa si scatenano Leduaron e Corona, 4 gol a testa, e fa gol anche Augello. A secco Brunori e poi Ampalo, che hanno comunque dialogato diverse volte in campo alla ricerca della migliore intesa. Bene Corona, figlio d'arte e voglioso di volersi giocare le sue chance rosanero. Sì, sono soddisfatto per l'atteggiamento generale, poi insomma questa partita mi interessa poco. Dopo 3 o 4 giorni eravamo imballatissimi, le gambe chiaramente, soprattutto il primo tempo facevano fatica a girare, poi è chiaro che loro hanno mollato, il secondo tempo è stata un'altra partita, però sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando grande attitudine al lavoro, sanno che bisogna lavorare tanto. Da ieri abbiamo incominciato a fare grande fatica, chiaramente queste amichevoli mi serviranno per farmi un'idea maggiore, ma so benissimo le caratteristiche di questi giocatori. E lavora sul mercato anche il DS Carlo Osti. Antonio Palumbo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. In Emilia andrà Di Mariano. Palumbo raggiungerà i suoi nuovi compagni in questi giorni. Difesa Osti Punta Cistana, che si è svincolato dal Brescia. L'ex capitano delle rondinelle ha superato nelle preferenze anche Bani del Genoa. E tra mercato e primi giorni di ritiro, il Catania formalizza l'accordo con l'attaccante forte e lavora ad uno scambio col Campobasso. Francesco Triolo. È il terzo giorno di allenamento a Norcem per il Catania di Mimmo Toscano, sedute atletiche di mattina, allenamenti tecnici con la palla e partite della finale di pomeriggio. Sembra essere questo il menù quotidiano dei primi giorni. Si stanno anche valutando le condizioni fisiche dei singoli, così da tarare il lavoro in maniera personalizzata. Sul fronte mercato l'attaccante Francesco Forte, già in ritiro, ha formalizzato l'accordo con il club, mentre il direttore sportivo Pastore sta lavorando ad uno scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rosso-azzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Primo giorno di allenamento invece per il Trapani, la squadra da ieri si trova a Troina agli ordini di Totò Aronica, si attendono le ufficializzazioni per le cessioni di alcuni giocatori, solo una volta sfoltita la rosa si potrà operare in entrata. Interessano l'attaccante Parigi del Rimini e Fischnaller, l'ultima stagione alla Torres. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.